Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nell'oroscopo del giorno, amici delle stelle di Radio.0. Siamo pronti a tuffarci nelle ultime novità e allora diamo il via al nostro viaggio tra i 12 segni partendo subito dall'Ariete. La vostra personalità è esuberante mal si accosta, con un tipo di lavoro che non vi lascia autonomia e soprattutto con un capo ufficio autoritario. Luna e Plutone oggi pongono veti e frenano i facili entusiasmi, oggi è gioco forza ingoiare il rospo. Toro, trattative condotte provvidenzialmente al dunque, un po' per merito vostro e della vostra sagacia, un po' di un interlocutore disponibile. Amore litigarello, d'altra parte, su questo non c'è dubbio, ma fiducia e rispetto reciproco non vengono mai a mancare nella vostra coppia. Passiamo quindi ai Gemelli, giornata dai contorni smussati, tutto nella norma, dal lavoro al cuore non si registrano variazioni di rilievo, solo Nettuno vi confonde un po'. Il primo impulso da parte vostra è fare chiarezza, ma scoprire le carte in tavola non è detto che vi renda più sereni, attenzione! Cancro, confrontandovi con il partner mettete in moto la sensibilità e vedete il mondo anche attraverso gli occhi dell'altro, l'amore educa e poi completa. Al lavoro vi piace testare la vostra fantasia, ciò che oggi appare impossibile domani sarà consuetudine. Leone, focus sul lavoro in questo martedì, la coppia Luna Plutone in sesta casa precisa quanto la giornata sarà impegnativa, ricca di input ma soprattutto di incombenze. I finanziamenti sono un po' difficili da ottenere al momento, muovere le pedine che contano però potrebbe essere la mossa vincente. Vergine, dell'interlocutore diffidate e fate bene. Qualcuno tenta di pescare nel torbido, ma voi di intrighi non ne volete nemmeno sentir parlare. Onestà e trasparenza richiedete prima di tutto. Ciascuno si batte per i propri interessi, si sa, ma questo deve avvenire per voi sempre alla luce del sole. Bilancia, un grande affare ovunque per voi, in casa dove tutti pretendono senza collaborare, per non parlare poi dell'ufficio, soprattutto se avete un'attività in proprio. Facilitate o almeno cercate di facilitare il riposo notturno, anche per questo scegliendo lenzuola azzurre o lilla perché rilassano e promuovono i bei sogni. Ci spostiamo quindi dagli amici dello Scorpione, un ottimo martedì per voi con il sole in armonia alla coppia formata dalla Luna e dal vostro governatore Plutone che vi garantisce energia ed equilibrio dall'altra parte. Momenti teneri con i più piccoli, riscoprendo i giochi del passato tornate bambini anche voi oggi. Sagittario, Luna ignava in giornata, tutto ciò che fa per voi è farvi spendere quattrini, magari per un guasto in casa, vista la quadratura del confusionario Nettuno. Al lavoro complicità e competizione si possono alternare, lasciate ora che sia l'istinto a indicarvi come agire nei prossimi passi. Capricorno, felici e contenti con la Luna nel vostro segno congiunta a Plutone in buon aspetto a Nettuno, garante di sensibilità e di fervore creativo. Acume e intuito sono le vostre carte da giocare al momento, carisma e astuzia invece gli assi nella manica che vi procacciano affari molto golosi. Acquario, con la Luna e Plutone immobili e silenziosi in 12ª casa decidete di restare a guardare, lasciando che siano gli altri ad agire in vece vostra. Anche i sentimenti non vanno oltre la semplice amicizia, però voi non vi fate illusioni e nemmeno ve ne create. E chiudiamo infine con i pesci, immersi nell'onda romantica e acquatica di Nettuno, armonico sia a Plutone che alla Luna, vivete la giornata in pieno relax, anche se è martedì. Creatività e disponibilità ad aiutare gli altri, questo quello che ci vuole, voi in fondo potete contare su tanti amici che vi fanno da spalla. Ed è tutto quindi per l'oroscopo del giorno, appuntamento a domani sempre qui, sempre alla stessa ora con le stelle di novembre, intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0